Buongiorno amici di Archeosarrabus, in questa calda mattina di primi di agosto ci siamo infilati nel folto della foresta per cercare un nuraghe che è segnalato e censito. Ne parla anche Cesare Namirsky nel suo libro sulle dinamiche insediative del sud-est della Sardegna in epoca nuragica, e oggi siamo venuti a vedere un po' se riusciamo a trovarlo e se ne è rimasto qualcosa. Come sapete, noi di solito i video li facciamo quando ancora non li abbiamo visti. Abbiamo scelto questa linea di condividere con voi i momenti in cui li vediamo per la prima volta, quindi non possiamo garantire il risultato, non sappiamo cosa è rimasto, cosa è ancora visibile. Andiamo a scoprirlo insieme. Ciao. La coppia che scopre. Va bene, proseguiamo. Adesso praticamente siamo in questa... C'è una bella strada che poi arriva quasi sotto i piedi della collina che ospita il nuraghe, Masone Murtas, che è praticamente a 2 passi dalla galleria di Santa Barbara, dietro le Carceri, nella strada nuova. Qui c'è un cantiere probabilmente dell'Ente Foreste che tiene curato questo posto. Ecco qua, ecco, abbiamo individuato questa traccia che proviamo a seguire adesso. Allora, ecco qua, forse abbiamo trovato il sentiero d'accesso. Ecco qua, è un bel sentierino questo. Ecco qua, guardate. Abbiamo scelto questo nuraghe perché, come vedete, è sotto il bosco. Con queste giornate calde è sempre meglio per stare un po' al fresco. Ma è quello? Cioè, mi dice che da quella parte. Diciamo che dovremmo esserci molto vicini, anche se il passaggio non è che sia proprio agevole qua. Poi magari troviamo una strada asfaltata che porta fino al sito, ma per ora ci dobbiamo infilare in Saduppen, una finestra fra gli alberi. Guardate che bel panorama, qua si vede tutta la valle fino a Calasinzias, guardate, Monte Gannas, su Moru, guardate che bello, il mare. Sì, comunque ci siamo, la collina è questa qua. Ci siamo arrivati. Non sembra che sia rimasto tantissimo. Poi lo faccio vedere. Intanto già qua qualche pietra che qua dietro adesso. No? Verifichiamo, però. Guardate che bel pietrone che c'è qua. E poi cosa si vedono? Qui c'è una traccia di muro, anche qua sotto. Guardate, sì. Possiamo dire con certezza di averlo cassato. Guardate qui questo bel blocco di granito del posto. Sì? Andiamo a vedere l'architrave di Fabio. Ah, ok. Però anche guardate qua sotto. Questo muro che poi viene dritto qua e poi quest'altro che gira così in tondo. Adesso andiamo a vedere dall'altro lato, qua il doppio paramento si nota. Intanto sì, proseguiamo un po' a girare intorno. Qua si continua a vedere un residuo di muro circolare. Ecco qua, prosegue qui, vedete, qua dentro. Poi qua sotto, anche qui si vedono pietre, ma non ho capito se sono pietre di crollo. Volevo provare ad andare lì dietro. Diciamo che non è proprio
chiarissimo il sito perché è molto coperto nella vegetazione, però ecco qua, guardate, da questa parte probabilmente è più chiaro il muro. Sì, infatti, sì, anche qua sì, non so se voi lo vedete, ma penso di sì. Questo muro poi gira l'intorno, qua non riesco a infilarmi. Niente, abbiamo girato in lungo e in largo qua intorno nel limite del possibile. Sì, ci sono delle pietre tipo questa, bella, però resti di strutture così su due occhi non se ne vedono, su quattro veramente, perché ne ho 4 più uno della telecamera 5 più 2 di Fabio 7. E quindi nulla, rientriamo alla base. Marco ci sta aspettando su, che sta facendo le riprese solite col drone. Vi salutiamo, alla prossima da Nuraghe Masone Murtas a Castiadas. Ciao. Ciao, mi sono incastrato. Ciao. Allora, scendendo giù, qui siamo sulla parete, devo fare una ratifica, perché scendendo poi devo ratificare, tipo controfirmare un documento. Devo fare una rettifica perché poi scendendo sul lato sud-sud-ovest ci sono delle tracce di altri muri e vi faccio vedere. Qua forse non si vede bene. C'è una traccia di un muro che prosegue dritto, guardate, continua là e poi incrocia, si interseca con quest'altro. Guarda, si vedono le pietre, 1, 2, 3, ce n'è una più grande lì e prosegue così. Quindi ecco, sicuramente ci doveva essere qualcos'altro qua che non sappiamo però se è coevo oppure se è stato fatto successivamente. Non ho visto cocciame. Ah, ecco qua, guardate qua, qua ci sono un sacco di pietre, anche qui magari, chi lo sa, poteva sorgerci un piccolo villaggetto o qualche capanna per ospitare, diciamo, gli abitanti di questo sito. Ah, guardate qua, questa sicuramente viene una mizza, che bellina, questa sicuramente era una mizza, una sorgente, e chissà, magari la sfruttavano anche i nostri antenati. Va bene, rientriamo, il sito l'abbiamo visitato, tra l'altro, se come abbiamo detto probabilmente ci sarà una strada asfaltata che ci riporta a casa, dopo che ci siamo fatti praticamente Indiana Jones infilandoci nella foresta, e con il nostro sommo stupore, e voilà, praticamente il sito è a fianco alla strada. Era semplicissimo da raggiungere, da trovare. Questo è l'incrocio da cui ci siamo infilati, dove c'è la casettina del cantiere. Praticamente fate 50 metri e siete nel sito. Vabbè, meglio tardi che mai. Vi salutiamo, quindi un altro sito, diciamo, è stato testimoniato. Non so se, non perché non si vede, perché c'è la foresta, se ci sono dei contatti visivi con gli altri nuraghi della zona. Moro sicuramente sì, quelli della valle qua giù a est verso il mare sicuramente sì, la visuale è molto ampia. Concludiamo anche questa avventura. Da Nuraghe Masone Murtas a Castiadas è tutto. Vi ricordiamo di seguirci sui nostri social, su Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Condividete i nostri contenuti se vi fa piacere, a noi fa molto piacere. Anzi, vi ringraziamo per il sostegno. Salutiamo anche Marco che ci sta aspettando alla console con il drone. Va bene, alla prossima. Ciao. Ciao ciao.